I piccoli del Val d'Agragas hanno festeggiato ieri, a pochi giorni dallo svolgimento della 72esima edizione del Mandorlo in Fiore, il loro 20° anniversario dalla fondazione. Lo hanno fatto al Parco Letterario presso la Casa Pirandello. L'esordio è avvenuto con la sagra del 1997, la prima per i piccoli del Val d'Agragas, una storia d'amore iniziata nel 1996 grazie alla passione della famiglia casesa per il folklore. Oggi i piccoli del Val d'Agragas rappresentano un vivaio e la palestra per tanti giovani bambini diventati adulti componenti del Val d'Agragas, che sarà presente quest'anno all'evento dopo 10 anni di assenza. Coordiniamo le attività dei bambini innanzitutto con tanta passione, perché siamo volontari ed è gratis l'attività che viene svolta. Il Val d'Agragas svolge questa attività in maniera totalmente gratuita per consentire a tutti di partecipare a questo mondo bellissimo del folklore. È da anni che si batte il Val d'Agragas per far conoscere quelle che sono le tradizioni siciliane nel mondo. Io ne sono testimone da 20 anni e vi posso dire che in 20 anni sono state solo le soddisfazioni e i piaceri di far parte di questo gruppo, e cerchiamo insieme alla famiglia casesa e a tutti i membri del Val d'Agragas, insieme a Dino Romano, di trasmetterla alle nuove generazioni. Questa iniziativa nasce dal desiderio di voler coinvolgere i nostri alunni alla partecipazione ad un'esperienza formativa sicuramente importante nel recupero delle nostre tradizioni e nella conoscenza della nostra identità come cittadini, come abitanti di Agrigento, come soggetti facenti parte di un mondo ispirato alla pace, e il gruppo folcloristico sicuramente si basa su questi principi. Era il 1997 quando l'Ello Casesa apre le porte ai piccoli del Val d'Agragas. Un gruppo che oggi festeggia 20 anni di attività. Iniziamo noi così a curare i bambini sin da piccoli, i primi passi, le prime figure, e aiutiamo loro e impariamo loro a cantare, a avvicinarsi agli strumenti musicali. E una cosa molto importante che tengo a sottolineare è che l'attività non viene chiesto per questa attività nessun contributo economico alle famiglie, che quindi possono avvicinare i loro figli alle nostre attività gratuitamente. Una bellissima iniziativa che vuole celebrare 20 anni di storia dei piccoli del Val d'Agragas, e ci apprestiamo a partecipare alla sagra del Mandorlo in Fiore con i nostri piccoli, con grande gioia, con grande entusiasmo e con i colori dei nostri bambini, con i colori vivaci, allegri, con la loro straordinaria vitalità e determinazione. Ed è per queste ragioni che quest'oggi abbiamo voluto festeggiare questo anniversario, ricordando l'impegno della sagra del Mandorlo in Fiore ed anche la partecipazione del Val d'Agragas, che da questo evento era assente da circa 10 anni. Quindi buona sagra a tutti!